La città di Sora ha organizzato sabato 5 ottobre una solenne e sentita cerimonia per il 75° anniversario dell'eccidio di Fiesole. Obiettivo della giornata: ricordare e soprattutto far conoscere alle giovani generazioni il gesto eroico di 3 giovanissimi carabinieri, Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti e del concittadino Alberto La Rocca, che il 12 agosto del 1944, per salvare la vita a 10 cittadini di Fiesole, si presentarono spontaneamente al comando tedesco ed affrontarono il plotone d'esecuzione al grido di Viva l'Italia. La cerimonia si è aperta nel cimitero comunale, dove alla presenza di autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche d'arma, dei sindaci di Sora e Fiesole e di numerosi comuni limitrofi, dei familiari del carabiniere Alberto La Rocca, è stata deposta una corona d'alloro nei pressi della tomba. Successivamente è stato affidato un momento di preghiera alle parole di padre Salvatore Crino, seguito dalla lettura della preghiera del carabiniere da parte del comandante dei carabinieri di Sora, Valentino Iacovacci. Il sindaco ha poi voluto osservare insieme a tutti i presenti un minuto di silenzio in memoria dei 2 poliziotti uccisi venerdì a Trieste. Il lungo corteo si è poi spostato dinanzi la caserma dei carabinieri Alberto La Rocca, dove alla presenza delle rappresentanze delle scuole cittadine, la fanfara dell'Arma dei Carabinieri ha eseguito l'inno nazionale, a cui è seguita la deposizione della corona alla lapide commemorativa e la lettura della motivazione della medaglia d'oro al carabiniere Alberto La Rocca. Ormai da tanti anni noi come famiglia partecipiamo, quest'anno il Comune ha voluto sottolineare in modo particolare questo 75esimo. Per noi è sempre una grandissima gioia, una grandissima soddisfazione, orgoglio e sempre viviamo con grandissima emozione questa faccenda, perché per noi rimane nelle memorie, ormai i fratelli sono tutti morti, ma nelle memorie di chi l'ha conosciuto c'è stato rappresentato come nostro zio Alberto, come una persona umile, gentile, disponibile, e infatti la sua disponibilità, il suo senso, i suoi valori per la vita e l'affetto per la patria lo ha portato a quel gesto. Noi come famiglia ringraziamo veramente la sensibilità del Comune e tutti coloro i quali si sono prodigati per essere presenti e farci sentire il loro calore. Il corteo si è poi recato in piazza Santa Restituta, dove le autorità hanno portato i saluti ai presenti. Una celebrazione molto sentita, molto partecipata, anche al cimitero comunale, dove abbiamo deposto la corona sulla tomba di Alberto La Rocca. Abbiamo avuto il piacere di conoscere anche l'erede che porta lo stesso nome dell'altro eroe di Fiesole, Vittorio Marandola, e che insieme a Fulvio Sbarretti e appunto Alberto La Rocca hanno compiuto un gesto che valica i confini del tempo. Lo sentiamo vivo, presente ancora oggi, e non abbiamo fatto nient'altro che trasmetterlo come un messaggio importante per fare le scelte decisive nei momenti nei quali non si può fare un passo indietro. Loro hanno saputo farlo con un coraggio che va oltre il senso del dovere. Per noi è uno stimolo a fare sempre meglio. Fiesole, Sora, Cervaro e Nocera Umbra sono accomunate da questo eccidio, da questo sacrificio di questi 3 giovanissimi, che poco più di ragazzini, insomma, oggi a 20 anni ancora si va a scuola e quindi insomma ancora si fa l'università, e quindi Fiesole è davvero vicino a questo. Io ringrazio veramente tanto l'amministrazione comunale e il sindaco di Sora di aver organizzato questo 75esimo anniversario così, per riunirci tutti e far capire anche ai giovani quanto è importante ricordare. La cerimonia si è conclusa con l'esibizione della fanfara dei Carabinieri, che ha eseguito anche la marcia d'ordinanza della Polizia di Stato in memoria dei 2 giovani poliziotti uccisi a Trieste.